Spesso troviamo associazioni tra alterazioni mentali legate all'uso di sostanze. Il disturbo mentale, che alle volte è anche psichiatrico, può essere precedente, concomitante o susseguente all'uso delle sostanze. Le rivelazioni secondo cui Silvia Comelli, 42 anni, rea confessa dell'omicidio di Stefano Jurig, avrebbe detto ai carabinieri di aver ucciso perché Satana le aveva chiesto di farlo, confermano l'instabilità mentale della donna, dovuta alla nota condizione di dipendenza, una condizione che ha scatenato la follia omicida, ma che è difficilmente prevedibile. Non ci sono indicatori precedenti, sono situazioni di, noi li chiamiamo di scontrollo degli impulsi, una mancanza di controllo sulle proprie azioni, sulla propria aggressività. La tossicodipendenza attiva, magari prolungata per anni, può deteriorare sicuramente aree cerebrali importanti, producendo un'alterazione della realtà. Sebbene rimangono ancora oscuri il movente e la dinamica esatta dell'omicidio, il delitto di Stefano Jurig è sicuramente maturato in un contesto in cui vittima e presunta assassina avevano a che fare con problematiche di dipendenza da stupefacenti. Arianna Del Roiale, Silvia Comelli, era nota per la sua instabilità, dovuta alla condizione di tossicodipendente, in cura presso il SERT di Udine e seguita da assistenti sociali, oltre che monitorata da polizia locale e servizi sociali, come ha riferito la vice sindaca reggente del comune Anna Zossi.